Il nuovo decreto emanato dal governo lascia l'amaro in bocca in Veneto, dove sono molte le categorie produttive e commerciali che giudicano insufficienti i contenuti del provvedimento. Amareggiato anche il presidente Luca Zaia, che ribadisce: Io penso che ieri sera sia stata una brutta serata, nel senso che abbiamo atteso, peraltro noi abbiamo anche seguito nelle ore prima, abbiamo avuto anche una riunione con i colleghi presidenti, speravamo che ci fosse un approccio un po' diverso rispetto a quello che il Presidente del Consiglio ha annunciato. Non si può non rilevare che ne viene fuori che si stanno dando delle indicazioni che stanno assolutamente creando fibrillazione. Il sacrificio va fatto, conferma Zaia, ma in tempi e modi accettabili. Guardate, penso che i dati epidemiologici ci dicono una cosa, che il virus c'è, continua ad esserci, e quindi è innegabile che dovremmo attivare una fase di convivenza, però è altrettanto vero che l'approccio deve essere un po' più, come si può dire, razionale. Penso che ci voglia razionalità e capire anche che il sacrificio sì lo si può fare, ma non protrarre in questa maniera.